Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo! In Calabria una scuola su due non è a norma. Ha presentato il 18° rapporto di Legambiente, la metà degli edifici nei capoluoghi di provincia è stato costruito dopo l'entrata in vigore delle prescrizioni antisismiche, dati preoccupanti confermati ai nostri microfoni anche dal capo della Protezione Civile Carlo Tanzi. In Calabria il 51,5% delle scuole delle città capoluogo risulta edificato dal 1975 in poi, quindi successivamente all'entrata in vigore della normativa antisismica, contro il 36,4% della media nazionale. In una regione a rischio sismico, la verifica di vulnerabilità risulta essere stata realizzata solo sul 15,5% degli edifici. Il 79,9% risulta tuttavia costruito secondo criteri antisismici. Edifici recenti, ma con un'importante esigenza di manutenzione urgente. Ben il 74,4% degli edifici necessita di interventi, tuttavia la capacità di spesa, sia per la manutenzione straordinaria che ordinaria, è sotto la media nazionale. Interventi che vengono per lo più realizzati grazie ai fondi nazionali e regionali per l'edilizia scolastica, soprattutto nel caso del Comune di Cosenza, che spicca per capacità di reperire fondi e progettare e dichiara di possedere le principali certificazioni per la messa a norma degli edifici scolastici. In media però i dati sui comuni capoluogo a livello regionale sono tutti sotto la media nazionale. Siamo consapevoli di ulteriori situazioni di rischio, vulnerabilità degli edifici scolastici, perché il censimento ha riguardato edifici sempre nuovi, no? E quindi siamo venuti a conoscenza di ulteriori situazioni di criticità. Diciamo che il problema delle scuole, come tutti gli edifici pubblici, è questo: gran parte dell'edilizia pubblica è stata realizzata negli anni 60 e 70, praticamente prima che ci fossero i grandi terremoti in Italia, iniziato nel 76, terremoto del Friuli, poi l'80 il terremoto dell'Irpinia e così via dicendo, poi quelli successivi, a finire con quello del Via Matrice. Che cosa è successo? Dai primi terremoti, dal 76 in poi, terremoti più recenti chiaramente, sono iniziate le leggi sulle costruzioni cosiddette antisismiche, si sono progressivamente inasprite. Ora, realizzare una costruzione, un edificio pubblico, implica una serie di prescrizioni. Diciamo che oggi gli edifici sono progettati per resistere a terremoti di magnitudo anche 7,5, quindi sono molto più resistenti, però all'epoca gran parte dell'edificato venne realizzato praticamente in assenza di una normativa sismica. Ci stanno due tipi di interventi: quelli che abbiamo visto da Matrice, fallimentare, che è il miglioramento sismico. Cioè, migliorare non significa mettere in sicurezza, significa fare dei piccoli correttivi, però abbiamo visto che non sono risolutivi. Ci vuole l'adeguamento sismico, cioè le scuole devono essere rese completamente sicure rispetto ai terremoti, e per fare questo bisogna valutare caso per caso quanto va a costare l'adeguamento sismico. Io invito tutte le mamme a verificare le scuole in cui vanno i loro figli, in quali fattispecie rientrano, perché è un movimento che deve partire dal basso, dalla coscienza e dalla cultura della prevenzione. Abbiamo visto anche ad Amatrice, abbiamo visto anche a Norcia, all'Aquila, no? Gli edifici pubblici, l'edilizia pubblica è assolutamente inadeguata e vetusta. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!